Nuoterà in corsia numero 1 Alessandro Sperotto, Team Veneto. In corsia numero 2, atleta giovane, classe 2001, 2 medaglie di bronzo per lui a Roma, 100 stile e 100 rana, Marco Primo Guernier. E siamo in corsia numero 3, i colori del Genova Nuoto, è il primatista italiano ragazzi della gara dei 200 misti, per lui nazionale giovanile Euro Junior 2017 col titolo di staffetta mista e ha partecipato anche ai mondiali giovanili, Alberto Razzetti. Al suo fianco in corsia numero 4 i colori del The Hacker Team, 2 medaglie per lui ai categoria di Roma nei 50 stile libero e farfalla, è già finalista agli assoluti di Riccione, Leonardo Vimercati. Corsia numero 5, atleta di casa, targato Team Veneto, già medagliato nella velocità dello stile libero e già nazionale giovanile a Baku nel 2015, Manuel Frigo. E siamo alla sesta corsia, i colori del The Hacker Team, pluricampione giovanile dei 200 e 400 stile libero e già nazionale giovanile e nazionale assoluta in occasione delle Universiadi di Taipei, Fabio Lombini. Corsia numero 7, i colori del Team Veneto, per lui 3 medaglie ai categoria di Roma dai 50 ai 200 stile libero, Stefano Nicetto. E in corsia 8 i colori del The Hacker Team, anche lui già medagliato ai giovanili e già nazionale giovanile 2015 agli Playoff, Andrea Facciolà. E dunque è partita questa super prima serie dei 100 stile maschili, record della manifestazione nel lontano 2007, nuotato da Luca Dotto, 50 e 22, dunque record alla portata degli atleti in vasca con Vimercati, specialista della velocità, della farfalla e dello stile libero. Vediamo il passaggio proprio Vimercati, 23 e 73, al suo fianco è Manuel Frigo, atleta di casa, e poi anche Razzetti, attenzione, l'abbiamo detto, primatista junior dei 200 misti e già finalista ai mondiali di Indianapolis. E dunque siamo nella vasca conclusiva con Manuel Frigo che effettua il sorpasso, risale anche Fabio Lombini, Manuel Frigo 49 e 89, a lui la vittoria, e se tutto confermato è anche il nuovo record della manifestazione, secondo e terzo Lombini con